Amici bellini, sono contentissimo di potervi portare questo video speciale con una collaborazione con un creator, con un professionista che io seguo moltissimo e che molti di voi spesso mi mandano quando fa il video sul Napoli, e quindi godiamocelo. Io interverrò a fine video perché sono pronto a dare un'immagine proprio reale di quello che diciamo, mettendo i giocatori in campo, perché sappiamo che purtroppo Neres non ce l'ha fatta. Io ho un pregio, non vi dico stupidaggini se vi dico ieri questo ottimismo cauto, leggero ottimismo, non filtra proprio niente. Purtroppo non filtra proprio niente. Quindi dobbiamo capire come... Aspetta. Benvenuto Algieri e benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Qualcuno che si iscriverà adesso dopo questo video. Sono solo ipotesi, cerchiamo di immaginare la partita prima della partita. Poi se avviene proprio quello siamo più contenti, però speriamo che alla fine il risultato ci possa premiare. Godetevi questa chiacchierata tattica e poi ci vediamo a fine video. Amici bellini, se non laghiamo, ci proviamo. Ho l'onore e il piacere di portarvi sul canale uno dei miei canali YouTube preferiti, che non mi perdo un video, perché Luca, il critico calcistico, oltre a essere un bravissimo content creator, anche lui... Tu parti su Instagram, vero? Io sì, TikTok in realtà, il primo. Ah, pensa un po', quindi l'evoluzione. Ma quando poi si arriva al formato lungo, che è quello che piace a me, mi sento di dire a noi, lì si può andare nel profondo. Quindi benvenuto Luca e grazie mille per la tua presenza. Grazie a te Valerio, saluto tutti e il piacere è tutto mio. Le nostre community secondo me si possono divertire insieme. A me spesso, quando io a volte ci metto un giorno in più per questioni di tempo, me la devo rivedere, no? La partita, immagino anche tu la vedi 2 volte. In realtà una. Però... E allora è là che sei un mostro, perché io devo vederla 2 volte per poter capire anche quello che ha fatto la squadra avversaria, altrimenti riesco a seguire una squadra alla volta. E spesso il tuo video sul Napoli esce prima del mio e a volte non me lo voglio vedere per non essere influenzato. Aspetto e poi vedo. Fai bene, anch'io lo faccio subito proprio per questo, perché alla fine, ecco, non per essere il primo, io pure per una questione di tempo, perché il giorno dopo lavoro quasi sempre e quindi dico lo faccio adesso, non lo faccio più. E poi anche per questo, ecco, per non essere influenzato, e capisco, siamo molto simili. Match Analyst FGC. Sì, sulla carta, se io dico sempre così, Match Analyst sulla carta. Sì, c'ho il patentino, ha preso a Coverciano, però poi non ho mai operato. Ho sempre rifiutato quelle piccole e poche offerte che ho ricevuto. Mi hanno sempre lusingato, ma il mio sogno, lo scrivo sempre anche alla community, è un altro. E quindi mi piacerebbe fare un percorso in campo, solo che tra lavoro, affitto, insomma, non si immagino. Però ti seguiamo sul canale, quello che saranno le novità ci terrai al corrente. Luca, io ti ho chiamato perché pre-partita noi cerchiamo sempre di fare una mini analisi, però le 2 squadre in questione, perché parliamo ovviamente di Inter-Napoli, sono secondo me cambiate parecchio rispetto alla partita d'andata, e quindi volevo una mano anche da te, visto che io ho seguito il Napoli con attenzione, l'Inter molto meno. Che Inter andiamo a incontrare? Ma un Inter sicuramente più consapevole, secondo me, rispetto all'andata. Non ti nascondo che per preparare, l'unica cosa che ho fatto per preparare questo video è andarmi a vedere l'analisi che avevo fatto, ma non per essere autoreferenziale, ma per capire cosa avessi visto in Napoli-Inter, e devo dire che risentendola ho detto ok, non c'entra più nulla, perché inizio l'analisi a parte con il Napoli ancora a 4, con il Napoli che inizia la partita ancora con McTominay e con Kevin De Bruyne insieme, quindi esatto. Totalmente diverso, con Neres tra l'altro falso 9 se non vado errato, quindi un Napoli totalmente diverso. Ma anche l'Inter, la prima cosa che dico è come dimostrato più volte con la riaggressione, ma non con il pressing, perché in queste prime partite non abbiamo visto un pressing deciso dell'Inter, invece no, ecco, questa è una cosa
che mi sento di dire che è Ok. cambiata notevolmente. L'Inter è una squadra che pressa, lo fa molto bene, lo fa in maniera diversa rispetto al Napoli e lo fa in maniera diversa rispetto a quasi tutte le squadre in Serie A, cioè lo fa in maniera posizionale, cioè sembra orientata sull'uomo ma è più orientata sulla zona, e cioè posiziona i propri giocatori in delle zone specifiche, preoccupandosi maggiormente non di sradicare il pallone dai piedi degli avversari ma di ostacolare i passaggi, ecco. Le linee di passaggio. Esattamente, di non rendere facile il trovare i giocatori liberi alle spalle dei propri giocatori, e devo dire che questa cosa la sta facendo molto bene e fa una cosa molto particolare l'Inter, ne parlavo in un'analisi un po' di tempo fa, che mi ha colpito tanto e che è molto interessante, cioè aggiunge un giocatore molto spesso. Molto spesso si vede una zona di pressing dell'Inter in cui magari ci sono 3 giocatori del Napoli, facciamo un esempio, e puoi trovare 4 giocatori dell'Inter intorno, perché non avendo il riferimento dell'uomo spesso si possono trovare anche ad accerchiare, diciamo, delle zone di campo. Si è visto anche, questo l'ho visto su LinkedIn, pensa, con Simone Contran, che è un grande match analyst che ha fatto anche lezione a Coverciano, e lui faceva vedere uno screen di Inter Como, e praticamente con il Como che faceva sempre la sua solita Anche sul portiere, giusto? Un giocatore bravissimo, bravissimo, aggiungeva un giocatore in più per il portiere, quindi stando in inferiorità a centrocampo. Credo che questo se lo possa permettere l'Inter, almeno questa è la mia personalissima opinione, credo se lo possa permettere perché molto spesso tu, quando aggiungi un giocatore, quando fai così tanto densità in zona pressing, tutte le squadre, anche le squadre di Guardiola, rilanciano lungo, vanno lungo, no? a cercare gli avversari, e quando tu hai Bissek, Akanji, Bastoni, è molto probabile che tu il duello aereo lo vinca, e quindi ti senti anche più sicuro nell'affrontare un'inferiorità numerica parziale o comunque non duratura, ecco. Però questa è un aspetto interessante. Credo il pressing farà la differenza in entrambe le squadre, forse più nel Napoli, mi sento di dire, perché le uscite del Napoli sono sempre molto forzate. Il Napoli pressa molto bene, però sono sempre molto forzate, c'è sempre qualcosa che può andare storto, non va storto, però contro squadre forti. Certo, io lo ripeto sempre, che poi quando decidi di accettare i duelli l'uno contro uno, se non lo fai tutto di squadra, basta un microsecondo e si perdono tutti gli equilibri. Mentre parlavi, cominciavo a ragionare anche sulla possibile formazione del Napoli, e l'ultima ora è che Neres non ce l'ha fatta. Io cavolo, mi spiace. non ce la farà, sì, perché vabbè, era una caviglia, è delicata, eppure se sta in recupero sarebbe stato difficile anche ipotizzarlo titolare. Non credo però che con la presenza di Højlund, perché ricordiamo all'andata non avevamo neanche Højlund, era in dubbio anche lui, e quindi Conte ci disse poi in post partita, disse: non posso mettere Lucca tra i 3 difensori dell'Inter perché lo perdo completamente. Quindi ribadendo un concetto che Lucca deve ancora fare un lavoro di mantenimento della palla, di far salire la squadra, che ancora non ha ancora imparato all'altezza, sì. alla Lucca, esatto, cosa che invece Højlund paradossalmente in maniera molto veloce sta cominciando a fare. Quindi io già immaginavo Højlund, e immagino, mentre ascolto te, che il Napoli debba avere più fisicità possibile per poter contrastare l'Inter, proprio se dovendo scavalcare, perché Milinkovic-Savic non è Butez, però coi piedi è abbastanza comodo. È comfortable, quindi potrebbe esserci questo primo mismatch. Fammi controllare un attimo cosa dicono le formazioni, così possiamo parlare anche dei singoli giocatori. Ad oggi l'Inter, Sommer, Bissek, Akanji, Bastoni. Quindi Akanji passa da braccetto a centrale da un po' di partite. Come sta andando? Sta andando molto bene. Akanji è leader, e questo aspetto qui non mi sorprende, perché lui, secondo me, anche all'andata, risentendo proprio l'analisi dell'andata, l'Inter ha l'uscita solo a sinistra, perché Akanji a destra non ti permette di spingere. Invece adesso l'Inter, paradossalmente, rispetto allo scorso anno, utilizza molto meno Bastoni
ma utilizza molto di più la fascia destra, sgancia molto di più Bissek, che è molto meno preciso, molto meno pericoloso, perché per esempio analizzando Atalanta-Inter che ho analizzato un paio di settimane fa, l'Inter aveva scoperta totalmente la fascia destra, perché c'era Pasalic che da esterno, finto esterno a sinistra, andava su Çalhanoğlu. È un po' quello che potrebbe fare anche Elmas, forse. Adesso poi ci arriveremo. E quindi Bissek aveva tanto spazio e l'Inter non l'ha mai veramente sfruttata, perché Bissek è stato molto impreciso. Però in questo modo l'Inter ha due soluzioni. Invece con Akanji, braccetto, tendeva ad essere molto più timido, ecco, non riusciva a spingere. Ottimo, ottima l'analisi, non ottimo. Poi sì, in realtà è una soluzione in più. Vediamo come la aggiustiamo. A centrocampo sta crescendo il campionato, insomma, in maniera importante, di Zielinski, anche accanto a Çalhanoğlu, non solo al posto di Çalhanoğlu, quindi un'opzione che rispetto a Mkhitaryan ti dà anche più regia, più possibilità di regia, non ne devi bloccare solo uno. Anche Zielinski può abbassarsi e prendere il pallone. Sì, poi vabbè, lo conoscete straordinariamente bene, e secondo me l'aspetto più importante di Zielinski è la sua capacità di eludere la pressione, e questa è la cosa più importante. Cioè, chi andrà del Napoli, scusate, a uomo su Zielinski, secondo me passerà tanto della partita da quel duello, e ti dico già che se fossi un tifoso del Napoli probabilmente non mi augurerei che possa uscire forte Di Lorenzo, perché poi c'è da capire questo aspetto qui, cioè chi esce dei braccetti su uno dei tre centrocampisti dell'Inter. Lì ci sarà un'uscita forzata, come la chiamo io, e quindi secondo me lì un po' si gioca la partita, perché se l'uscita forzata è quella di Di Lorenzo su Zielinski, Di Lorenzo secondo me quando esce forte, quando va a fare l'uscita forte, ha qualche problemino di tempistiche, e Zielinski è uno che con uno stop orientato ti può far male, quindi questo. Però vabbè, stiamo parlando solo di cose brutte, invece no, dai, no, ma vedi, mentre assolutamente, mentre, perché adesso lo finiamo, io già parlavi di questo ho detto ok, forse lo Bocca, invece di mandarlo su uno dei regi, cioè su Çalhanoğlu, che gli devi far fare troppo campo, sì, anche sì, per rientrare, magari lo Bocca lì, e uno, come dicevi, citavi Elmas, vediamo se sarà utilizzato Lang, confermando Elmas in zona Neres se non avanza Politano. Quindi questa potrebbe essere una cosa, perché una notizia che possiamo dare ai tifosi del Napoli è che Beukema dovrebbe aver recuperato, e questo ti potrebbe portare a un Beukema a braccetto, Di Lorenzo a tutta fascia e Politano in zona Neres. Dopodiché guardo l'Inter ancora, vabbè, Lautaro e Thuram, penso che giocheranno loro, quindi duelli a tutta forza. Lì anche si apre secondo me qualcosa che probabilmente l'Inter sta facendo molto bene, e che probabilmente potrà riproporre, cioè quello spazio, bravissimo, quello spazio dell'uscita forzata viene stressato, non viene attaccato, viene stressato da Thuram. Cioè Thuram ha veramente attaccato continuamente, facendo dei tagli profondissimi, lo spazio che veniva lasciato appunto sulla fascia destra, per esempio contro l'Atalanta, che è una squadra che comunque pressa. Il Napoli è una squadra che fa la differenza perché sa difendere bene sia in pressing che poi in blocco medio-basso. Invece tante squadre in Serie A sanno andare in pressing molto bene, però poi quando devono difendere in blocco medio-basso fanno fatica. Invece Conte è un fenomeno in questo, e lo sa fare molto bene. Però il Napoli ha una fase di pressione che è gasperiniana in questo momento, nel senso che sceglie il duello e va. Quella situazione che si è creata con l'Atalanta probabilmente si può ricreare anche con il Napoli, o almeno mi aspetto che l'Inter possa riproporre quel taglio profondo, no, di Thuram, continuando a portare molto il braccetto da un lato, probabilmente quello di destra, molto forte sulla sinistra ad attaccare gli spazi. Molto molto interessante. E andando al Napoli, a questo punto, come pensi che il Napoli possa affrontare questa partita? Siamo in casa loro, l'Inter è anche comoda a palleggiare, non è una squadra che necessariamente ti aspetta come può essere un Milan, sì, indipendentemente dallo stare in casa o in trasferta. Anche il Napoli all'inizio di quest'anno specialmente aveva provato ad avere un approccio proprio al campionato con più possesso palla, adesso si è abbassato un pochino la percentuale perché ci adattiamo un pochino di più all'avversario, ovviamente facendo di necessità virtù quello che abbiamo. Credi che il Napoli sarà un po' più attento
credo sia stata un'ottima cosa, lasciamelo dire, ma penso si sia visto. Credo che nel DNA contiano comunque gli spazi, la verticalità, continuo di più del possesso, ecco. Certo. Vabbè, poi se hai Højlund in quella forma lo puoi sfruttare in entrambe le fasi, e quindi così. Ad oggi non sappiamo la formazione generale, perché uno dei dubbi che mi metteva la mia community, la bellezza della community è questo, dice ma forse anche uno Spinazzola a destra se Beuke ma non stesse ancora meglio, poi dovendo utilizzare un Gutierrez o un Oliveira, anche lui recuperato a sinistra. Queste sono le ipotesi che facciamo. Per il resto Neres purtroppo sposta tantissimo, veramente tanto, perché poi quella posizione lì anche un po' centrale alle spalle di Çalhanoğlu, alla fine la partita andata è stata vinta lì, vinta alle spalle di Çalhanoğlu, e credo che tante partite dell'Inter, tante sconfitte dell'Inter derivino proprio dallo spazio alle spalle di Çalhanoğlu. E credo che Højlund lo dovesse liberare prima di tutto per Neres, perché Politano è sicuramente un giocatore affidabile, ma probabilmente quando riceve tra le linee strappa meno, ha meno possibilità di fare la differenza. Per questo secondo me dipende tanto dal concetto di Conte, anche fammi dire dai conti che farà Antonio Conte, nel senso che è ovvio che se tu riesci a trovare qualcuno alle spalle di Çalhanoğlu, io scelgo di trovare Lang, perché mi può creare qualcosa di più imprevedibile, un po' anche impreciso, però sì, più creativo, no? Qualcosa di darmi uno strappo vero, perché devo trovare un'alternativa più simile a Neres. Se ci metto Politano invece la penso più intanto alle uscite giuste, penso poi a ricevere il pallone e magari dare il pallone velocemente a Højlund, non prendere io iniziativa, ecco, quando ricevo alle spalle di Çalhanoğlu. È bellissimo, stiamo già immaginando una partita prima della partita. Non ti porto su altre su discussioni che insomma quelle perché no, io devo commentare, ma lo faccio a parte, visto che Conte non parla più, non fa più conferenze, e Chivu perché lui non fa più conferenze pre-partita. Chivu invece ha parlato, quindi non ti porto là, questo faccio una chiosa io a parte, lo dico ai amici. Va bene. E nel ringraziarti, immagini dei giocatori chiave che possiamo segnalare, che possiamo evidenziare con la matita rossa, dice teniamo d'occhio questi qua perché possono fare la differenza. Allora, sì, ti ho detto, secondo me Zielinski è fondamentale, parte tutto dalle uscite, cioè se l'Inter sceglie di forzare a sinistra e quindi di mandare il braccetto di sinistra, buongiorno immagino, o Juan Jesus, credo Juan Jesus. Sì. Ok. Sì, che poi oddio, ecco, magari l'uscita forzata di Juan Jesus con Thuram alle spalle forse la eviterei. Però l'abbiamo visto Juan Jesus che spesso esce, quindi Conte si fida tanto delle sue uscite, quindi questo, diciamo che la partita si giocherà tanto in questo, e l'Inter lo sa, cioè l'Inter lo sa, l'Inter dal primo minuto vede qual è l'uscita del Napoli e lì va a riempire lo spazio, cioè quello è proprio una cosa che possiamo dare per assodato, perché quando vedi una squadra che ti viene a pressare è la prima cosa che fai, cioè loro sanno che hanno superiorità a centrocampo, che uno deve forzare l'uscita e quindi uno spazio destra-sinistra non gli cambia, semplicemente Thuram saprà che deve andare ad attaccare quello spazio molto forte e che deve trascinare il braccetto dal lato opposto. Senti, mi veniva in mente solamente alla fine, visto che abbiamo parlato quasi di tutti i giocatori, non di Luis Enrique, immagino che giocherà, che verrà confermato Luis Enrique a destra, perché Dumfries ne avrà ancora per un po'. Come sta andando? Perché non è proprio il suo ruolo natio. Bravo, sì, questo è un vantaggio, nel senso che il Napoli ha tanti assenti, e poi io conosco bene l'ambiente perché ho la ragazza di Napoli, quindi i fratelli, il padre, tutti quanti, quindi so quanto non mi debba sbilanciare, però fatemi dire, anzi è una cosa a favore probabilmente della scaramanzia, probabilmente il Napoli è sfavorito anche per i vari infortuni. Non c'è dubbio. Esatto, questa cosa qui almeno è una buona notizia nel lato Napoli, nell'analizzare l'Inter, che comunque in questo momento è una squadra molto forte. Luis Enrique è timido, cioè Luis Enrique è uno che comunque, ecco, la fascia
destra dell'Inter tra Bissek e Luis Enrique. Bissek è un po' impreciso, Luis Enrique è un giocatore timido, nel senso che non è un giocatore che ti fa pagare alla prima sbavatura. Poi magari succede e mi perdonerete, ma in tutte queste partite qui è uno che comunque ti dà 2-3 chance. C'ha spazio, va dritto per dritto, sembra che sta puntando l'avversario, invece poi torna sempre indietro. Quindi da questo punto di vista qui credo che il Napoli possa permettersi di preoccuparsi di più della fascia sinistra dell'Inter. Per questo quando facevamo i calcoli, no, delle uscite, se Elmas dovesse scegliere, cioè se Conte dovesse scegliere di mettere Elmas su Çalhanoğlu, o comunque chi parte a sinistra su Çalhanoğlu, credo che sia calcolato anche vedendo l'Inter. Cioè preferisco che abbiano spazio a destra piuttosto che a sinistra, perché a sinistra c'è Di Marco che è molto in forma, c'è Thuram che si trova meglio ad attaccare quello spazio, e c'è Zielinski che è in formissima, e quindi credo che ci sia un mismatch, diciamo, tra le fasce dell'Inter, e il Napoli deve costruire molto bene la fase di pressing per liberare, diciamo, Bissek piuttosto che Bastoni. Starei ore a parlare di calcio. Non ti preoccupare. No, ma figurati, è perché voglio dare questo contenuto il più presto possibile ai amici Bellini. Tu sai benissimo che il calcio diventa obsoleto tutto in mezz'ora. Quindi dobbiamo fare le corse contro il tempo, e veramente, però sono convinto che insomma possiamo ripetere questo appuntamento anche magari per un'analisi più generale sulla Serie A, perché la fortuna è questa, è che Luca guarda tutte le partite senza una sciarpa addosso necessariamente, quindi ancora un occhio più oggettivo possibile. Io ci provo, ma alla fine speriamo che il Genoa segna quel rigore, cioè è inevitabile. Quindi io ti ringrazio infinitamente, invito... Grazie a te, e mi dispiace tanto insomma, capisco perfettamente andare lunghi. Spero che i tifosi del Napoli insomma possano avere... Abbiamo parlato più dell'Inter che del Napoli, ma perché il Napoli lo conosciamo, lo conosciamo a memoria, è giusto. Per me va benissimo, ecco, non volevo farli interista, però assolutamente, non ti preoccupare, cioè, la community è allenata, sa bene quello che cerchiamo di fare. Eroi della fase difensiva, andate a seguire. Grazie. Se non lo fate già, molti lo fanno già, però iscrivetevi al canale del Critico Calcistico, perché c'è solo da imparare e anche da entusiasmarsi anche per uno 0-0. Io ci proverò fino alla fine a convincere che ci sono 0-0 bellissimi. La partita col Como completamente sottovalutata. Guarda, prima di venire guardavo Como-Bologna 0-0 al primo tempo, clamoroso. Per chi vuole 300 occasioni, poi vabbè. Sì, ce ne sono. Grazie infinite Luca. Grazie a te Valerio, grazie a tutti, e troppo gentile, grazie ancora. A presto. Siamo a fine video. L'avete lasciato il like, ci vuole molto hype. Più hype c'è, più posso portarvi questo tipo di contenuti, perché poi gli altri creators sono più contenti di venire vedendo la community. Solo alcuni possono intersecarsi con la nostra community, non tutti, e Luca è uno di questi. Quindi grazie infinite. E come la vedete? Come la vediamo? L'Inter è praticamente letta, poi dipende da con che velocità fanno le cose. Akanji, Bissek, Bastoni qua, Di Marco, Zielinski dovrebbe essere confermato, con Çalhanoğlu, Cala, Barella, Luis Enrique. Teniamo presente Luis Enrique, ecco perché Spinazzola potrebbe essere fondamentale. Spinazzola o Gutierrez o Olivera? Questa è una domanda che ci dobbiamo fare. McTominay, Lobotka, Politano qui o Politano lì? Di Lorenzo, il ritorno di Beukema, che l'ha annunciato sui social, dice sono tornato proprio col sorriso a 1000 denti, potrebbe farmi pensare a questo, visto che Elmas in questa zona qui non mi ha convinto al 100%. Lang un po' meglio, mi piacerebbe che Lang diventasse mancino per una giornata, in modo da mettere Lang qua a fare proprio tutto quello che fa Neres, sarebbe il non plus ultra, e un Elmas può poi scendere su Çalhanoğlu. È la cosa che mi piace di più, per permettere a Lobotka di andare su Zielinski e di non costringere Di Lorenzo a fare questa scalata, che lo sappiamo, noi lo diciamo come braccetto poi può andare in difficoltà, ce lo ha confermato anche Luca. McTominay a fare le corse, la battaglia con Barella, e tutto diventa più logico, anche se dovesse significare lasciare Bissek un po' più libero. Ma ricordiamo,
Il Napoli sta facendo i duelli, ma alle volte aspetta quello che è l'andamento, dove va la palla. A seconda di dove va la palla, il duello diventa forte o diventa un po' più attendista, in modo tale da non lasciare sempre l'uno contro uno, altrimenti fisicamente l'Inter è una di quelle squadre che ti può fregare su questo. Sarà fondamentale, insomma, l'accoppiata Rachmani, può essere Rachmani Lautaro, può essere Rachmani Thuram, Juan Jesus, immagino Juan Jesus o Buongiorno, e quindi ci potrebbe essere superiorità sulla destra e inferiorità sulla sinistra. Il Napoli accetta di essere asimmetrico, lo sappiamo, ma questo mismatch mi sembra quello più interessante. C'è solo da risolvere se mettiamo Politano al posto di Lang, alziamo Di Lorenzo che poi deve andare a seguire Di Marco a tutto campo e ci mettiamo un Beukema qui. Questa è l'idea che vi posso dare. L'Inter grande defezione, anche loro non hanno Martinez, io non l'ho voluto commentare perché si divertono anche cioè, Martinez il portiere, non Lautaro, il secondo portiere voglio dire. Ma Chivu ha cambiato già, vi ricordate? Chivu, bravissimo comunicatore che ci sta insegnando un nuovo modo di vivere il calcio. Chivu ha fatto conferenza e ha detto abbiamo imparato anche a gestire le ingiustizie. Ah, faccio Luca, complimenti. Quindi le ingiustizie loro hanno imparato a gestire le ingiustizie, quindi ha cambiato anche Chivu. Però si dovrebbe dire, perché se questa frase l'avesse detta Conte in prepartita, giù con le cose, Conte, la comunicazione, il lamentoso, tutto quello che volete voi, lo dice Chivu, è uno che abbassa i toni, che non parla di arbitri. Complimenti. Allora questo è arrivato dai piani alti perché eravamo sorpresi e anche meravigliati e anche un pochino appalled che Chivu aveva comunque una comunicazione apprezzabile. Ha cambiato pure lui, quindi tutto a posto. Doveri faccia il suo doveri, sperando che il VAR non si metta di traverso, e speriamo di vedere una bellissima partita di calcio dove il campo deciderà se l'Inter è più che sia più forte sulla carta, che ci arrivi meglio lo sappiamo, ma l'abbiamo visto l'anno scorso, non è detto che vinca sempre la più forte. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, iscrivetevi al Critico Calcistico se non lo avete ancora fatto, tanto like, tanto hype, e domani ho rifiutato anche una serata per vedermi la partita e per poter fare la live insieme a voi, speriamo bene. Sembra quasi che sai, poco. Allora,